Nella quinta giornata del girone A di Serie D, l'imperativo di Borgorosso e Lavagnese è uscire dalle sabbie mobili del fondo classifica. Il terreno del Riboli fa di Fossati un inquilino che ospita il padrone di casa. Sull'uscio i reciproci biglietti da visita si chiamano Cattardico Mussi da una parte e Zenga Zaniolo dall'altra. Passano 5 minuti e il match decolla. Di Santo pennella in profondità pescando Zenga sul filo dell'offside. Il numero 9 di Dagnino non sbaglia, firmando subito il vantaggio dei suoi. Ma il Borgorosso non molla e al 12° trova già il pari. Mussi fotocopia Di Santo ispirando il taglio di Anselmo che a tu per tu con Esposito pareggia i conti di un match che preannuncia spettacolo. Ma passiamo subito al minuto 15 perché le sorprese non sono finite. Zaniolo infatti scappa sul filo dell'offside e prima di essere fermato da Marchesini alza troppo il gomito ai danni di Sanna. Lo stesso direttore di gara non ha esitazioni e spedisce il capitano Lavagnese negli spogliatoi. La partita è spumeggiante e registra un nuovo sorpasso. Passano infatti 5 minuti e Anselmo pennella un sinistro all'incrocio dei pali che scrive 2-1 sulla storia del match. Crociati in vantaggio ma non c'è sosta. È il 22° quando Venuti esplode su calcio piazzato un sinistro che fa tremare la traversa dei padroni di casa. Ancora brividi al 26°. Corner Borgorosso con Anselmo che liberissimo spreca la tripletta personale incornando sopra la traversa. Le sorprese però non sono finite. Sono infatti 30 sul cronometro quando le proteste di Zenga e la fiscalità di Marchesini lasciano la Lavagnese addirittura in 9. Con 2 uomini in più il Borgorosso gioco forza punge. È il 36° quando Anselmo scodella in mezzo per Cantale la cui incornata è imprecisa. Ma il calcio ha dell'assurdo e lo dimostra al 39°. Lerini dentro l'area commette un errore da matita blu favorendo Maretti, il cui destro regala ai suoi un impensabile pari chiudendo una prima frazione ai limiti del reale. Riprese e montaggio di Enrico Figus ci portano così al 12° della ripresa. La superiorità numerica dei padroni di casa praticamente non si avverte, tanto che Cattardico deve provarci su calcio piazzato trovando pronto Esposito. Ma nell'11 crociato latitano idee e personalità. Nulla la spinta dalle corsie laterali, tanto che a rendersi pericolosa è addirittura la Lavagnese, ma il sinistro di Masi è debole al minuto 40. Passa così un primo e Cattardico prova a sbloccare il sonno dei suoi con la specialità di casa, col guantone di Esposito che però dice no. Una partita infinita regala però l'ultimo boccone amaro a Dagnino al minuto 44. Il sinistro è sempre quello di Cattardico, Esposito non trattiene e Anselmo da pochi passi di testa fa 3-2. Partita finita? Ma che? Il minuto è il 47 e la testa che spreca il possibile pari è quella del solissimo Berberi a calare il sipario sul match. Possiamo dunque chiudere il collegamento dal Riboli di Lavagna, arbitraggio quello del signor Marchesini, quantomeno discutibile oggi, davvero encomiabile la prova degli uomini di mister Dagnino che in 9 hanno creato anche parecchie difficoltà al Borgorosso di Fabio Fossati, che comunque sorride perché raccoglie i primi 3 punti della storia della società in Serie D.